sera dalle Voices in Color e grazie per l'invito e anche per aver sfidato il caldo. Il nostro progetto è un viaggio tra stili musicali, paesi e lingue diverse, perché abbiamo scelto di incontrare e conoscere gli altri, il mondo, attraverso la musica, i suoi colori e di farne uno strumento di pace. I nostri concerti sono racconti e omaggi a storie di popoli e popolazioni che, come qui in Val di Zena, hanno sofferto ma continuano a lottare e non rinunciano alla propria terra, che amano e difendono. Vorremmo dare il nostro piccolo contributo per sostenervi e ricordare che non siete soli. Il concerto di questa sera ci porterà negli Stati Uniti, in Italia, in Europa centrale, in Medio Oriente e in Africa, attraverso un filo conduttore, la voce delle donne, per la pace, per i diritti, la sicurezza e la cura del territorio. Joan Baez, la cantante più importante nella lotta per il pacifismo e i diritti civili, fu legata sentimentalmente a Bob Dylan, ma più della sua vita privata è importante la sua vita pubblica, il suo attivismo, in particolare contro le guerre, a partire dal Vietnam fino all'Iraq. Nel 1965 fonda l'Istituto per lo studio della non violenza e lotta per la causa ambientalista e la pace, contro la pena di morte e la povertà. Dice di essere prima di tutto un attivista e solo in seconda battuta un artista. Joan diventa simbolo della protesta contro tutte le ingiustizie, splendida interprete di 3 brani che ascolterete questa sera: Blowing in the Wind, Where Have All the Flowers Gone e Colors.